Benvenuti, oggi è venerdì 12 luglio 2024. Il sole sorge alle 5:48 e tramonta alle 20:22. La luna sorge alle 11:55 e cala alle 23:58. Oggi si celebra San Fortunato. Il nome Fortunato ha origine latina e significa che ha buona sorte. Il 12 luglio è la giornata mondiale del kebab, cibo che ha spopolato da circa un decennio nel nostro paese. Il kebab è un piatto che ha origini nel Medio Oriente e che è spopolato ovunque, preparato per lo più con carne di agnello, di maiale o di manzo. Il termine indica ogni tipo di carne cucinata su uno spiedo e la pratica di cucinare la carne in questo modo ha origini antiche. Il kebab tradizionale turco, il doner kebab, è stato inventato negli anni 40 del XX secolo. Sono 87 le candeline per l'attore comico Bill Cosby. Dopo gli inizi da cabarettista, il successo clamoroso arriva nel 1984, quando produce e interpreta la serie I Robinson. Suo il record di personaggio del piccolo schermo più pagato degli USA tra gli anni 80 e 90. Le accuse di aver drogato e violentato diverse donne ne offuscano l'immagine pubblica. Nel 2018 viene condannato per stupro, ma nel 2021 la condanna viene annullata ed è tornato in libertà. Festeggia 42 anni l'ex calciatore barese Antonio Cassano. Dopo una serie di provini andati storti, il suo amato Bari decide di dargli una chance nel settore giovanile, da cui sboccia la sua carriera nel calcio professionistico. La Roma si accorge del suo talento e lo ingaggia, ma le sue 5 stagioni con i giallorossi sono un mix di successi e momenti di tensione, grazie anche al suo carattere focoso. Nonostante le sfide, il Real Madrid di Fabio Capello decide di puntare su di lui, ma l'esperienza in Spagna non si rivela fortunata, anche a causa della sua forma fisica non perfetta. Successivamente Cassano fa ritorno in Italia vestendo le maglie di Milan, Inter, Parma e Sampdoria. Infine oggi compie 51 anni un altro ex calciatore, Cristian Vieri, detto Bobo. Considerato uno dei più forti attaccanti della sua generazione, ha militato in 11 squadre italiane, oltre a 2 brevi esperienze all'estero, Atletico Madrid e Monaco. Ma il suo nome è legato soprattutto all'Inter, di cui ha vestito i colori dal 1999 al 2005. Ha collezionato un tris di fidanzate veline, Elisabetta Canalis, Melissa Satta e la siciliana Costanza Caracciolo, con cui si è sposato nel 2019 e da cui ha avuto la figlia Stella. Immergiamoci nel vortice selvaggio del rock and roll con i leggendari Rolling Stones. Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts. Questi talentuosi musicisti britannici, noti per il loro stile sporco e ribelle, sono l'alternativa alle melodie dolci dei Beatles. La loro epica avventura inizia con una performance indimenticabile al leggendario Marquee Club di Londra, il 12 luglio del 1962. Da quel momento i Rolling Stones scateneranno una rivoluzione nel panorama musicale. Sapete cos'è la Banana Equivalent Dose? Letteralmente è la radiazione equivalente a una banana. La banana è infatti un frutto ricco di potassio ed è proprio il potassio la causa della radioattività nella banana. Stiamo parlando di quantità di radiazioni estremamente basse. Infatti basti pensare che una radiografia al torace è l'equivalente della dose rilasciata da circa 1000 banane. Buongiorno ai 12. Oggi una stupenda configurazione del cielo riguarda Luna, Plutone e Marte.
tutti e tre i pianeti si parleranno in regime di trigono, formando un magnifico disegno nel cielo che parla di una giornata un po' magica. Vediamo come. Ariete, il vostro Marte è coinvolto in queste dinamiche un po' magiche, zodiacalmente parlando, e sicuramente oggi una risposta positiva che ha a che fare su tutto il vostro piano economico, lavorativo e di carriera sarà sicuramente auspicabile. Ebbene, oggi prenderete delle decisioni importanti anche per quello che riguarda l'amore, che promette molto bene. Toro, Marte è proprio uno dei cardini su cui si fonda questa triade nel cielo che rende tutto magnifico. Oggi il vostro Marte e Urano saranno i pianeti più di rilievo per voi e che vi porteranno avanti su tutto, concludendo bene un qualche affare e rimandando anche per il futuro una collaborazione lavorativa che promette già molto bene. In amore non siete tumultuosi ma solo passionali. Gemelli, tutto questo movimento nel cielo sicuramente vi fa sentire un po' tagliati fuori da un bailam zodiacale notevole, ma ce n'è anche per voi, di sottecchi piano piano, come se qualcosa si agitasse positivamente nel vostro inconscio e vi rendesse assolutamente liberi e felici di constatare che intorno a voi tutto è come lo volete. Cancro, la luna oggi crea uno spettacolo incredibile nel cielo, quindi voi vi vantaggerete di tanti risultati conquistati, ma l'opposizione con Nettuno vi ricorda che le cose probabilmente non sono come le volete vedere. Anche se ci mettete tutto l'amore possibile e tutta la buona volontà possibile, non vedete solo il bello delle cose, ma cercate di capire che c'è anche una valutazione oggettiva da fare su quelli che sono i pro ma anche i contro di tutto ciò che state vivendo. Leone, una giornata assolutamente spettacolare, anche se è la Venere che da poco ospitate comincia a fare i capricci con un Plutone un po' complesso, anche se tutti gli aspetti planetari smisteranno le dinamiche zodiacali in una maniera ottimale, siete sempre un po' sul chi va là, anche se tutto sembra essere un pochino più disteso. Continuate a rilassarvi. Vergine, la luna oggi in mattinata regala degli spettacolari aspetti proprio dal vostro segno e prima di lasciarvi vi dà comunque un appuntamento a tutta una serie di faccende riuscite in senso positivo, promesse mantenute, amori che finalmente confermano o riconfermano la loro importanza, quindi un sospiro di sollievo e iniziate bene il weekend. Bilancia, la luna al suo primo quarto che in serata si compirà nei vostri gradi sta sicuramente dando spettacolo di sé, vi porta i raggi zodiacali di tutta una serie di pianeti che hanno a che fare con una concreta realizzazione, come se un esorcismo fosse finalmente liberatorio di tutta una serie di blocchi che vi riguardavano, quindi siete felici Bilancia, tra poco comincerete a essere incredibilmente più dinamici del solito. Scorpione, molto movimento in cielo e Marte e Urano sembrano comunque mettervi con le spalle al muro, di fronte a una scelta che però se avrete il coraggio di compiere farà la vostra fortuna, quindi coraggio, andate avanti e non abbiate timore. Sagittario, una giornata molto importante oggi tra i pianeti e che riguarda più o meno anche voi, proprio perché Giove vi mette davanti tutta una serie di esempi e di prospettive che potreste imitare, inseguire, fare vostre e perché no anche riprendere dei dialoghi affettivi e passionali troppo a lungo tralasciati. Capricorno, questo spettacolare cielo di oggi sembra un po' creare il movimento intorno a voi che volevate, vi divertirete ad osservare da lontano, ma quel Plutone vuole suggerirvi che se allungate una mano potete assolutamente prendervi la vostra fetta di protagonismo. Sta a voi decidere se farlo o meno. In serata probabilmente deciderete di passare in intimità il tempo che rimane tra voi e il partner. Acquario, incredibilmente suggestivo questo quadro planetario che riguarda anche il vostro Urano assieme a Marte. Oggi una grande accelerazione in avanti con Plutone che peraltro vuole suggerirvi che se volete un po' di potere in più non avete che da chiedere, siete molto soddisfatti di come sono andate le cose e nuove prospettive si apriranno per dopo le vacanze.
vacanze, ma ancora tuttora lavorerete, quindi dateci dentro e siete creativi fino all'inverosimile sfruttando questi aspetti. Pesci, degli aspetti che vi riguardano perché la Luna è in opposizione proprio a Nettuno in mattinata e forse un abbaglio, un déjà vu, un'intuizione può essere quello che farà la differenza durante la giornata, quindi tenete d'occhio le vostre emozioni perché vi diranno veramente tantissimo. Inoltre, se sentite il bisogno di proteggere qualcuno in famiglia, fatelo sì, ma con rilassatezza, non succede niente di brutto. L'Italia non è solo la patria della pasta e della pizza. Il 12 luglio 1963 si accende il faro sulla qualità e l'eccellenza dei prodotti italiani. Parliamo della denominazione di origine controllata o DOC, che riconosce e tutela le specialità regionali e territoriali. Vengono aggiunti alla lista 2 autentici tesori enologici, il Moscato Passito di Pantelleria e il Marsala di Trapani. Pronti a sollevare il calice? State per scoprire un segreto per diventare delle vere persone di successo. Eccolo, don't put all your eggs in one basket, che tradotto significa non mettere tutte le uova nello stesso paniere. Per ottenere grandi risultati non concentrate tutte le vostre energie, i vostri sogni in un solo progetto, ma tenetevi aperte diverse porte e piani B, altrimenti rischiate di rompere tutte le uova in un solo colpo. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Piero Manzoni, un nome che ha scosso il mondo dell'arte. Non gli interessava la tradizione, voleva qualcosa di nuovo, di provocatorio e irriverente. Iniziò a dipingere impronte di oggetti comuni, come chiodi e forbici, usando materiali insoliti come il gesso e il caolino. Poi la vernice bianca, con cui copriva oggetti comuni, persino il pane. Poi le secrezioni d'artista, come il suo fiato, il sangue e la famosa merda d'artista. Non c'è bisogno che vi spieghi il contenuto delle scatolette. Nel 1963, all'età di 29 anni, Piero Manzoni morì di infarto nel suo studio. Ci salutiamo con la frase del giorno. Nel tempo dell'inganno universale, dire la verità è un atto rivoluzionario. E allora voi siate rivoluzionari giorno per giorno. Ci trovate sempre qui, domani, per una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.